Balla per me, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla. Faccio vedere un po' di sole, zio. Non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non contento il mio canto e canto a te. Con la luce il tuo profilo ha un colore indefinito, la tua immagine riflette su un discorso che non smette, la chiarezza nei tuoi occhi. Le parole affascinanti che si dicono due amanti, ma davvero siamo noi. Se ne insomma, se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace. A me piace l'azzurro. Non mi dice le parole che vorrei, la tristezza delle ore. Si dice cantare Caterina Stamattina, sì. Che si dicono due amanti, questa sola resterà. Se la luna bussa alle porte del buio, C'è stato sto giro. fammi entrare, tu rispose di no. No, le tres. La luna bussò Dove c'era il silenzio? una voce sbagliata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, che le disse mare, che le disse mare. Abbassare, abbassare, abbassare con le canzoni senza fatte e soluzioni, la castità, la verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, Il mio grande amico sangue blu, Agostino Colorano. cieli blu. Buongiorno, non si crede. Da quando è che si insavano? Buongiorno. Buona settimana ragazzi, ben trovati. Una buona giornata a tutti quanti voi. È tornata la coppia che scoppia. I gemelli del gol. I gemelli del gol. Ciao, Murigno, ragazzi. ciao Murigno. Perché se non è fregato 15 milioni se ne esce. Ora chiederà scusa e basta. Forza Roma, complimenti alla Roma, veramente di vero cuore, da un buon italiano. Veramente. Non sto scherzando. Forza Inter. Complimenti Roma, Veramente complimenti. perché la Roma ha fatto un grandissimo risultato. Bravi, Basti bravi. pensare il Paris Saint-Germain che cosa ha speso e sta fuori. Veramente pazienza. Ragazzi, buongiorno, ben trovato. Come stai zio? Come ti trovi? Ieri sera stavo un po' incazzato, ma infatti non ho fatto neanche la buonanotte. Comunque ragazzi, dopodomani, venerdì, è il compleanno di Barletta Avesti. Perché stai arrabbiato? Mia figlia mi fa arrabbiare, mia figlia. L'amo. Faccio arrabbiare Same, Noi siamo figli delle stelle. Ciao, buongiorno, ciao Pachi di Benedetto, ciao alla grande Rosa, ciao a Franco Mele, alla grande Vicky, alla disperata Doc, che è sempre disperata. Disperata Doc, te la cambiaste un nome, disperata? Ma tu Dai, disperata, dai, su. Ma fammi respirare un po' di mare, invece di stasera. È ancora brutto. Che bello però, che giorno. Grazie per questo sole ragazzi. Allora, 2 minuti seri. Io aspetto i minuti seri tuoi. Ben trovati, si sta bene e a che si sta bene, un bacio ai miei gioielli. Buongiorno, ciao Sergio, ciao Giorgia. Anna Vaccariello, buongiorno. Anna Monterisi, buongiorno. Barletta, buongiorno. Ma dice, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Tornerò
ti piace dove spara? E chiamata come tu vuoi. Ciao Irene, buongiorno. Non è mia sorella, l'altra Irene. Ciao a tutti. Irene dal Veneto. Allora ragazzi, condividete ragazzi, condividete. Allora, lo sai che ti ho sentito da Cambridge? Ti ho sentito da Cambridge. Il giorno che ti sei incazzato la sera, ora ti sei calmato. Poi ma assai mi mancava Barletta, di chi? Parlava il sole di Barletta, il sole ce n'era anche là, Cambridge, lo sai? Però il mare, niente, non si sono ancora organizzati. Però da là ti ho visto una notte, una mattina, un buongiorno, ma la cosa che più mi ha scioccato da Cambridge, 2 minuti di serie, è che ho visto alcune interviste di quelli che cominciano a fare la campagna elettorale. Cioè, ragazzi, sono sempre gli stessi, sono quelli che ci hanno portato, è da 5 anni che stanno là, si candidano di nuovo e dicono dobbiamo sistemare tutto quanto a Barletta, facciamo... Ma insomma, sto bordello ce l'hai comprato, un papagnolo è comprato sto caso, Buongiorno Concetta Bracco, siete Michele gli stessi, Russo. ragazzi, portate novità, portate voci nuove, non dicono... E Ma ci si va a mettere, zio Franco, chi si mette? Ho Perché capito, ma non è che non nemmeno show. Lo so, ma è una patata molto bollente, perché oggi come oggi la politica ormai non crede più nessuno, perché hanno paura, vedi, ti trovi nei discorsi che neanche tu sai. Vedi qua, ho capito, ma non è che possiamo, siccome non c'è nessuno, non c'è neanche d'altro, ragazzi. No, quello no. E soprattutto la cosa fondamentale è che non dicono niente di nuovo e soprattutto non dicono niente, cioè parlano dicendo il nulla, dicono le stesse cose. Don Bruno, buongiorno, Don Ciao, Bruno. Pure Don Bruno dice Lello Sindaco. Don Bruno, c'è feia, Don Bruno, c'è feia. No, adesso dobbiamo vedere. Buongiorno Luigia. Cioè sono gli stessi. La pagina della Gazzetta di oggi è la stessa pagina di 5 anni fa. La multifinescio no, e qua non si muove niente. Il mondo va a 3.000 e non stiamo a 50 all'ora. Enni, buongiorno a Carmela, buongiorno. Vabbè, anche tu sembra questo buongiorno, cambia qualcosa. E salutano gli amici, per esempio, anche tu sembri Guaglione che chiama da Terni. Vabbè, glielo dice a tutti, ragazzi, tutti quanti buongiorno. Ogni volta buongiorno a Mariella Porcelluzzi. Sono tutti uguali. Ma poi va a cambiare, io poi ogni volta che vado là, che mi ritiro, un segno mi devo servire, zio, sì, perché sono le stesse cose. Ragazzi, parliamo un esempio. Un amico mi ha detto una cosa che va avanti a Barletta da 50 anni. Ma è possibile che per iscrivere un bambino all'asilo tu hai le raccomandazioni? Ragazzi, per iscrivere i bambini all'asilo tu devi avere le raccomandazioni, perché devi andare alla scuola che vuoi, con la maestra che vuoi. Lello, ma ti pare possibile? Vi risulta questa cosa? Sì, tutto, no, cioè, per andare all'asilo ci vogliono raccomandazioni, per andarti a fare le analisi del sangue e i raggi all'ospedale ci vuole la raccomandazione, per iscrivere i bambini o catechismo ci vuole la parlare che... ragazzi, ma volete lo sbighiere o no? La storia dell'asilo, sai, cioè, per iscrivere all'asilo ci vuole la raccomandazione. Vabbè, ma noi comunque voglio dire questo, Franco, visto che l'hai detto, noi siamo un paese di raccomandati, cioè, e ce l'abbiamo nell'indole, è difficile che lo togliamo di mezzo questa cosa, perché ma ti spiego perché, ce l'abbiamo proprio nell'indole di avere questa raccomandazione, cioè non ti presenti, sono poche le persone, sai chi si presenta agli sportelli, i poveri all'oro. No, ma chi i poveri all'oro? Perché ragazzi, i poveri all'oro stanno a aumentare, cioè i poveri all'oro si scherzi, ma io voglio, perché devi fare il cornuto mazziato, quello che voglio dire io, cioè è un tuo diritto, ti devi incazzare, non mi devo solamente incazzare io. Attenzione. Scusa. Ma siccome la gente, il poveraccio, sai che c'hanno lo tu
Chiuso il coso. Ah no, sai che c'è lo tu, please? Hanno chiuso il coso. Perché? Perché giustamente era diventato come un breccia. Tutti quanti dicevano una beva, fa casino, vedi? Ormai. E chi l'ha chiuso? Vedi? E chi c'ha le chiavi? Non lo so, queste sono, vedi che peccato, però non fa niente. Questo è il lucchetto? Sì. E ci dà le chiavi, allora, ma ce ne veniamo, no? Parla. Ma questa è colpa tua. Ma c'ha appito, ma c'è. Buongiorno Filomena, buongiorno Francesco. Allora, Filomena De Fazio, hai ragione, succede al nord anch'io. Io ho vissuto in 12 città in Italia, ok? 12. Succede dappertutto, virgola, quasi dappertutto, virgola, ma non sempre. Succede in tutto il mondo del paese, ma non sempre. Qua è tutto, cioè qua vieni a Barletta, vai all'ufficio dell'anagrafe, vai al municipio, vai alla scuola e dimmi se tu puoi essere una persona normale. Dai, non è possibile. E soprattutto questo, hanno cominciato a fare la campagna elettorale gli stessi che stavano là. Basta, il sottopasso sta ancora chiuso, il sottopasso gli apre. E via Enzo che dice No, lascia sta ragazzi, lascia. E tocca non devo mettere a fesine, vatti, zio. Rosaria Corsini, buongiorno. Beh, basta 2 minuti di buongiorno. Oggi sai che faccio? Mi faccio una passeggiata e arrivo al mare. Buongiorno Lello, è un italiano paese raccomandati, non solo a Barletta, buongiorno a tutti voi. Sì, c'ha ragione, attenzione, ma il fatto che sono paesi raccomandati non significa che l'eccesso debba portare allo sfacelo, perché qua è un eccesso. Una cosa è il favore e una cosa è l'eccesso, capito? Non è possibile. Oggi mi faccio una passeggiata e arrivo al mare, prendo un po' di iodio, con calma. Ma passa col rosso. No, zio. È impossibile, non sono di vedi che è verde, sei tu che non lo vedi. No, si è bloccato. No, è scende. È verde. E il tuo amico del cuore, Enzo Delvi, come sta? Sta bene? Sta bene. Allora scusa, ragazzi, venerdì abbiamo la serata alla sede, la nuova sede di Barletta Est. Purtroppo non possiamo ospitare tantissima gente, stiamo invitando i nostri perché... Quindi cos'è il 16? E poi vedremo se organizziamo una bella serata per il compleanno di Barletta Est, che la bambina si è fatta grande, 4 anni la bambina di Barletta Est. Quette insieme con voi. È vero. Un applauso a Lello Rosso. A Lello Rosso che riesce ancora a tenerla in piedi sta barca. A supportare tutto quello. E devo scrivere il compleanno mio. Io quando ho fatto la prima. Io a marzo. A cavallo di marzo. Siamo qua. A cavallo di marzo, a cavallo di aprile, a cavallo di giugno. Cioè, però stiamo certo che si potranno stare a casa, infatti. Ma accelera, e vedi che l'autovelox si vale pure da qua. Ciao, mi credi Bari? Zio, ma per quanto riguarda e concerne questa festa del quarto compleanno, ci sarai? Sì, ci magari venerdì sera alla grande, ci mancherebbe. Ragazzi, Maddalena, buongiorno. Buongiorno da Calonzio Corto, quello che sta a Bergamo. Ciao, buongiorno Maddalena. E fai cambiare il nome a sto paese, Calonzio Corte, ma è possibile che si potete chiamare così? Guardate, qui non siamo a Miami. Ancora a letto, buonasera. Rosaria, sia lunga la canzone, Rosaria. Fai vedere il mano, abbiamo visto. Eccomi Rosaria, dai Rosaria, sveglia! Ma è vero che hanno rimesso l'albero qua? No, io che non ci sto. Ma quello abbiamo parlato, Jack. Sta ancora così. Sei incappucciato, a camminare veloce, bravo. O zitto. A passeggiare adesso. E così. Se qualcuno. E così, vedi, così. Oh, c'è. Volevo. Se qualcuno. Se qualcuno vuole venire a passeggiare con me alle 8 sto sulla battigia. Volevo No, guarda, c'è una nuova, è il cavallo, come si chiama? Al canale H. Ragazzi. Allora, questo è il problema, non che ne show. Ma che come l'estate,
Però il canale H, e nessuno ne parla, e nessuno. Allora ho deciso, Lello, mi candido io, ho capito. Ah, è pure la ditta una cosa buona. Basta. Io ti Vado sostengo. Basta. Io ti sosterrò. Però non tengo 50 euro. Ma non stanno 50 euro, ma 50 euro, sappi, sono chi che sappi, sì. Che poi vogliamo parlare della 50 euro. La 50 euro purtroppo, no, non mi incazzo, perché purtroppo questo è frutto dell'Italia povera, di quelle che purtroppo non hanno una lira per piangere e vedono questa 50 euro come angolo di salvezza, ma l'angolo di salvezza è per un giorno, 2 giorni, 50 euro si consumano, però questa cosa la devi sopportare per 5 anni, 5 anni cari amici, Cingen. Cioè, Roberto Corsini non è che non volevo sapere tu, Rosaria, ora ti alzi, adesso non ti alzi. Rosaria, fai che capo, non mi alzo, ma ehi, cioè, fai una diretta, metti un saluto pure tu. Anna Bracco, buongiorno. Buongiorno, vedi qua, le strade di Beirut, sembra Beirut. La città sembra Beirut, ragazzi. Chiuso il ponte, interrotto di atrás. Sembrano proprio guai, nessuno che parla. Cioè, è vero, vedi? È quello che ti fa incazzare, ecco perché. Te l'hai detto, zio, basta, io mi candido da solo, basta. Ma non è la questione di candidarsi. No, devi andare là a gridare, devi proporre, se no se stai là a rete, noi ragazzi, per favore. Buongiorno a Dolores, dalla Spagna. Dolores de Panzas. Dalla Spagna sta lei? Sì. Cioè voi sentite. Giuseppe, però ha detto Dolores, ogni volta che io vi saluto fate sempre la stessa battuta. Dolores de Panza. Dolores di Matteo, buongiorno. Scusa, è esattamente il paese della Spagna? Qual è il paese della Spagna? Ci dice il paese della Spagna che veniamo a trovarti? Mariella Porcelluzzi, buongiorno. No, Lello. Buongiorno a Michele Di Benedetto. Anche che i soldi si prende a Maria Ussecci. Lo so, vabbè, ma. No, ma la cosa che più mi sta sulle scatolette. Hai visto come sono state? Ti raccomando, perché allora viene te lo devo dire questa cosa. Quando ti incazzasti un giorno che dicesti mi state sul cazzo, cioè, scusa, non mi ricordo. È vero. Sulla cosa che avevi ragione, ti incazzasti, che pure io una signora disse però i termini. Ha ragione la signora, però quando ci vuole signora. Ah, buongiorno. Hai visto? Questo è Ciccio il Romano che saluta a me pure a te, perché in genere fai cose. Va bene la notte, buongiorno pure a te. Stai alzato un pochino tardi, secondo me. Vedete la visualizzazione? Ehi, dobbiamo fare un po' più tardi. Fai festa a scuola, tu sei a scuola. Venerdì fai festa. Esce come mia madre. C'ho la 104, devo andare a accompagnare la mamma a fare. Scusateci ragazzi. Da Canosa alle prossime candidate al comune. Michele da Amato, buongiorno. Vabbè, ma è normale. Elena, buongiorno, Lello, è Franco, no? Si saluta Franco, Elena. No, non la so. Ah, è Eustachio, io va a sega ci sentiamo, Eustachio, buona giornata. Vedi, scusa, fermati, fermati che ti porto a puttana. Steo Cangelli. Ho capito, ma sta ancora due a Cangelli. Parlano da un anno di questa cazzata e poi non risolvono niente. Allora, tutto quello che hai detto prima non serve a niente. Ma non effetti, sta ancora a Cangelli. C'è per scapparlo. Sì, l'altro giorno che hanno avuto lo sfiato qua. Mi è arrivata la notifica, vabbè, a minuto a mano, scusa, con tutto il rispetto. Sofia, ma Ciccio. L'altro giorno hanno fatto. Comunque ragazzi. Sì, ho visto la notifica che c'era la puzza, la fognatura, si è rintasata vicino al comune. Cioè, sono scesi gli assessori, sono il sindaco ad occupare. Ragazzi, ma voglio dire, dove cavolo vivete? La manutenzione. Ciao Lucia, buongiorno. Sollecitate l'acquedotto, l'RFI, il sottopasso ancora da aggiustare. Mattina, non penso che. Ragazzi ufficiali, sta a Sarpi, ha rotto l'aereo, ma non. Sì.
zia di... c'è la zia Ostia, tu. Ostia antica, Ostia mare. Vai dalla zia di Lello, chiama Lello, dice ciao zia di Lello, sono Franco la notte, mi voglio cercare a mare. Comunque, Stupido, si può stare, ma lo sfascio. comunque fra un po' sentiremo queste canzoni. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, abbronzatissima E mare. sotto i raggi del Oh ragazzi, io dico sempre che chi dice male dell'estate, le scallucchio. Si sta così bene al caldo. Abbronzatissima. Comunque ragazzi, venerdì il compleanno di Barletta Vest. Chi ci vuole fare dei bei regali? Portate che abbiamo bisogno. Alla sede l'appuntamento? Sì, E lì dove è la sede? La Stazione centrale. Stazione centrale, via Conte Duca 11. Sì, ma basta che arrivate alla stazione e vedete un casa e capisce tanto sto. Ehi, mi dà questo. Ti lascio qua, Sì, zio. lascio qua che mai apri la bancarella. Quando mi fa brick by brick. Ma non ci faceva parlare. Per favore ragazzi, Però io voglio far vedere prima il The Gate che torna il papà vedi sta chiuso, Adesso vai a apriamo aprire la bancarella. Beh, a scene due che si vede. salutiamo a Ilaria dell'Ara Caffè, il mio braccio destro. Ciao. Quello è il Barlara, Ilaria, salutiamo il tutta qua, Barlara, tutti quanti ragazzi. salutiamo al Barlo Russo. Sempre Roberto Lorusso, tutto quello, mi metto un cappino, me ne vuoi. Ragazzi, Barlet e a a veste. veste, ciao. E buona giornata a tutti. Non credete a quelli che dicono le stesse cose, perché loro già hanno messo da sto caso, loro già hanno messo da sto caso. E non lo malo è. Ciao! Ciao ragazzi, buona giornata. Vi lascio anch'io. A domani.